Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea. In apertura il tema legato al caro benzina, perché ci sono aree di servizio che hanno perso fino a 7.000 euro dopo il taglio delle accise, cosa che ha penalizzato chi aveva giacenze di carburanti, in alcuni casi anche di 30.000 litri. La Federazione Italiana Gestori Impianti di Carburante ha chiesto a ministri e parlamentari che sia prevista una compensazione. 2 emendamenti però in tal senso non sono passati. Daniele Paroni ne ha parlato con Bruno Bearzi, che è presidente nazionale della Figes Confcommercio. Vediamo. Grazie della linea, siamo a Tolmezzo con il presidente della nazionale della Figisc. Allora Bearzi, c'è un problema, adesso sì, i fatturati sono ritornati a risalire, ma il 20 aprile c'è stato il taglio delle accise dal punto di vista nazionale e cosa manca nelle casse dei benzinai del Friuli Venezia Giulia? Il problema vero è che sul provvedimento che è stato adottato e nei successivi provvedimenti che hanno determinato una proroga non c'è scritto assolutamente nulla su come questi soldi dovrebbero venire rimborsati, perché di fatto noi abbiamo acquisito la merce ad accisa piena e il giorno dopo abbiamo dovuto rivenderla ad accisa ridotta, quindi mediamente un impianto stocca circa 30.000 litri di carburante nei suoi serbatoi e di fatto sono 7.500 euro più IVA che non ci sono più sui nostri conti correnti. Questo può provocare sicuramente un danno importante a coloro che sono con le banche tirati al limite, e quindi c'è da capire esattamente come e quando e se questi soldi ci verranno poi rimborsati. Che passaggi avete fatto? Noi abbiamo fatto diversi passaggi parlando singolarmente con dei deputati e senatori che fanno parte della 10ª commissione sia di Senato che della Camera dei Deputati. Abbiamo presentato tramite alcuni deputati appunto degli emendamenti che non sono passati. Abbiamo anche incontrato il direttore generale delle dogane, il dottor Minenna, che fra l'altro è d'accordo con noi, però ancora non abbiamo nessuna certezza di quando e appunto se recupereremo questi soldi. Senta, da una parte con gli sconti nazionali e dall'altra i regionali, i gestori hanno avuto dei benefit, quindi, e dall'altra però c'è stato questo problema. Da una parte si dà, dall'altra parte si prende. Certo, è di fatto stato un prelievo forzoso sui nostri conti correnti, quello dell'accisa. Poi che il provvedimento vada nella direzione giusta per favorire le famiglie e i consumatori, che magari sommato anche il provvedimento regionale ha fatto sì che nella zona confinaria i nostri colleghi sicuramente hanno fatto dei grossi recuperi dopo 2 anni di pandemia, di traffico ridotto, di erogati ridotti, è sicuramente una boccata d'ossigeno. Rimane questo neo che ci auguriamo, noi continuiamo a battere il chiodo, di poter in qualche modo risolvere. Bene, io ringrazio il presidente nazionale della Figisc, Bruno Bearzi, grazie per il supporto tecnico al nostro Simone Caramaschi. A voi la linea. Grazie a Daniele Paroni. Cambiamo argomento. Ieri Don Pierluigi Di Piazza è tornato nella sua Attualis, dove è stato sepolto dopo il funerale celebrato nella chiesa del paese. In questi giorni sono state tante le testimonianze raccolte in ricordo di Don Pierluigi. Sentiamone alcune. Pierluigi Di Piazza è venuto diverse volte e ha portato il suo grande senso di solidarietà sociale, il senso della giustizia, l'essere accanto agli umi e agli oppressi, tutto ciò che rappresentava, condensava per lui quello che era il messaggio evangelico e i valori, i principi della nostra Costituzione. Ci siamo incontrati qualche volta perché avevamo amici comuni, per esempio una teologa musulmana e altri amici musulmani e questo mi aveva fatto grande attrazione, non c'era un confine e mi ha fatto sempre strano un carnico che non ha un confine. Siamo entrati insieme nel 1957 in quinta elementare in quel di Castellario e poi abbiamo fatto le medie, il ginnasio, il liceo e anche parte della teologia insieme. Non sto a sottolineare le sue doti culturali perché io mi ricordo che pur essendo di Tualis della Carnia e pur essendo in classe anche
dei ragazzi della borghesia, diciamo, i migliori temi d'italiano erano sempre i suoi. Ho avuto la fortuna di conoscere Don Pierluigi, di frequentare Don Pierluigi per entrambi i ruoli, sia come responsabile regionale della GESCI che come direttore della nostra famiglia di Pasian di Prato. Devo dire che ho potuto apprezzare sempre e comunque lo spessore di quest'uomo, che è riuscito in ogni momento e in qualche modo instancabilmente a ricordarci che l'altro, chiunque esso sia, con la maiuscola, è sempre importante, sempre da mettere al centro. Pierluigi ci ha lanciato una grande sfida, ha creato qualcosa di unico, irripetibile. Pierluigi è irripetibile. Noi, volontari che da anni siamo con lui a seguire le sue orme, abbiamo un unico compito, quello di attuare la sua profezia. E la sua profezia è nel quotidiano, non sono grandi discorsi. Sono cose da fare nel quotidiano quando si presentano le difficoltà, che possono essere una persona, che possono essere una circostanza, che possa essere una presa di posizione su qualcosa sul quale non siamo in linea. Ma non è una linea che siamo o non siamo, c'è solo una profezia. Vangelo, Costituzione, diritti degli umani. Era un uomo che credeva in quello che faceva, un uomo di profonda fede ma di una profonda umanità, e credeva che gli altri erano uomini come lui e avevano diritto di diventare uomini. Si diventa uomini e lui è diventato un uomo e un uomo di Dio. Lui veniva da me e ci siamo parlati, eccetera, eccetera. Poi io sono andato in Germania, ero prete e lavoravo, no? E poi quando sono tornato sono venuto proprio qui a salutarlo. Qualcuno l'ha definito con amore un prete scomodo. È un prete scomodo perché attraverso, diciamo, il suo darsi da fare, operare per quelli che stanno, diciamo così, ai margini, sono nelle necessità, qualche volta scocciano, no? E allora, credo che Pierluigi non ha mai avuto, credo, quell'atteggiamento lì, anzi tutt'altro, non ha mai voltato lo sguardo dall'altra parte. Penso abbia incarnato proprio quelle caratteristiche di bontà, di voler vivere il Vangelo veramente. Quindi non un prete scomodo, ma piuttosto profetico. Lei nella sua lunga carriera ha curato i malati, ne ha salvati tantissimi. Io ero un curatore di corpi, ne avrò salvato o non salvato, ma sicuramente Don Pierluigi era un curatore di anime che è molto più importante. Una perdita enorme, abbiamo coinvolto anche nella definizione del nostro codice etico e quindi per noi era un punto di riferimento anche per il suo ruolo nel diffondere la cultura della pace, cosa che per l'università e per i giovani hanno un significato altissimo. Quindi io sono qui a rendere omaggio con tutta la comunità e faremo anche ulteriori iniziative sicuramente per ricordarne la memoria. Quello del calzolaio è un mestiere sempre meno praticato ai giorni nostri, ma ci sono ancora dei giovani che si mettono in gioco in questa attività. Vi raccontiamo perciò la storia di Ettore. Mestieri di un tempo praticati dai giovani di oggi. Ettore a 32 anni fa il calzolaio. Dopo l'esperienza universitaria all'estero ha deciso di cambiare vita, aprendo 2 anni fa una bottega alle porte del centro di Cividale. Ho fatto triennale e magistrale di giapponese a Venezia, ho fatto anche un anno in Giappone, ho fatto un Erasmus di 3-4 mesi a Ljubljana. Una volta finito l'università ho detto ma ho girato abbastanza il mondo, adesso stiamo un po' a casa mia. Io ho sempre avuto passione per il Medioevo, il cuoio, le cose antiche. Mi sono detto ma qual è l'attività che mi permette di lavorare il cuoio e guadagnarmi da vivere? E ho pensato al calzolaio. Quello del calzolaio è un mestiere che non si inventa e non è facile trovare sul territorio un maestro disponibile a insegnare tecniche e rudimenti. Io ho girato gran parte della provincia di Udine e il circondario del Cividalese per trovare qualcuno che mi insegnasse a fare il calzolaio. Il mestre, Lorenzo Pontelli, il calzolaio di Remanzacco, e mi ha tenuto nella sua bottega
per più di un anno a fare apprendistato. Il mestiere del calzolaio mi piace molto. La mia vocazione, da quanto ho potuto capire, è appunto quella sia di parlare con le persone, mi piace molto intrattenere rapporti con le persone, discussioni eccetera eccetera, e anche lavorare con le mani il cuoio. C'è sempre magari qualche piccolo lavoretto particolare, qualche riparazione strana, attacca il fiocco, cambia la zip, e hai sempre cose nuove da fare. Non sono però necessari grossi investimenti per avviare l'attività, sostenuta oltretutto da fondi regionali. Per il mestiere del calzolaio fortunatamente dal punto di vista dei materiali c'è bisogno davvero di poche cose. C'è bisogno del macchinario, il banco di finissaggio per grattare i tacchi e le suole, di una macchina per cucire e di uno spazio in cui lavorare. È per questo che Ettore consiglia alle nuove generazioni di mettersi in gioco in un lavoro altrimenti destinato a scomparire. Il calzolaio è un mestiere che serve sempre, che purtroppo sta scomparendo perché è molto difficile dal punto di vista burocratico, pratico, trovare uno che ti insegni, perché col fatto che oggi sono scuole e ci sono molte restrizioni fiscali e burocratiche, per un privato calzolaio che ti insegni è molto molto difficile, e anche purtroppo è brutto da dire, però adesso in molti non vogliono sporcarsi le mani. Il mestiere del calzolaio è un mestiere in cui le mani te le sporchi sicuro, però a mio avviso, per quello che penso io, è un mestiere che consiglierei di fare, magari non tutti a Cividale, se no altrimenti io lavoro poco nel circondario, però c'è davvero bisogno. Qua nel circondario siamo solamente in 3. Allora, complimenti a Ettore, finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.